Cosa accadrà dopo il PNRR, dopo quella straordinaria iniezione di denaro, in Veneto 15 miliardi di euro, che ha consentito la realizzazione di tutta una serie di opere pubbliche? I sindaci lanciano l'allarme sulla gestione di queste opere e soprattutto sui costi che dall'anno prossimo ricadranno sugli enti locali. È stata una stagione di finanziamenti significativi, soprattutto in materia di edilizia scolastica o per gli asili. Adesso il problema sono le risorse correnti, cioè quelle somme che servono per gestire gli edifici che sono stati realizzati. Pensiamo agli asili per sostenere anche le rette tenendo conto della denatalità, o anche per le scuole la manutenzione ordinaria. In mancanza di risorse correnti si rischia di essere davvero in difficoltà. Nuove scuole, asili, piste ciclabili, tante opere moderne ed efficienti che però necessitano di risorse aggiuntive per essere mantenute dai comuni con bilanci sempre più risicati. Siamo in attesa dell'approvazione della legge di bilancio del 2026. La richiesta è quella di attenuare i tagli che ci sono per compensare i maggiori costi che in questi anni si sono avuti nei costi dell'energia o di tutti i materiali che servono per la manutenzione ordinaria. Quindi occorre adesso un sostegno, finita la fase degli investimenti, nuove risorse per continuare la manutenzione straordinaria, ma soprattutto le risorse correnti per la gestione ordinaria delle strutture che sono state realizzate.